Ciao a tutti, sono Francesco Borgonovo, questo è Orso Bruno e vorrei parlare di una questione che si sente poco nominare in giro. Riguarda il Regno Unito, l'Inghilterra, che finisce sulle cronache dei grandi giornali quando si tratta di parlare dei volonterosi, delle iniziative brillanti dei laburisti di Keir Starmer per l'Ucraina, o insomma cose di questo genere, no? Quelle che fanno molto comodo alla narrazione prevalente. Si parla un po' meno di quello che succede per quanto riguarda temi un po' più scabrosi, ad esempio l'immigrazione. È curioso perché è stata una repressione fortissima quella che Keir Starmer e il suo governo hanno attuato nei confronti di quanti hanno protestato contro l'immigrazione di massa già un anno fa, nell'agosto dell'anno precedente, e poi anche di recente, no? Tutti quelli che hanno anche solo osato scrivere dei commenti negativi sui social sono stati arrestati, processati, qualcuno è finito addirittura in carcere come Lucy Connolly, una donna di 42 anni che ha preso 31 mesi di condanna. Per fortuna non li ha scontati tutti, ma 31 mesi di condanna, ragazzi, stiamo parlando di qualcosa di mostruoso, per un post pubblicato su X che poi lei stessa ha cancellato. Questa è una vergogna. E però Keir Starmer, mentre faceva questo, mentre reprimeva il dissenso in maniera anche piuttosto feroce, mentre impediva le commissioni territoriali e alle città che erano state vittime delle cosiddette grooming gangs, cioè gang di stupratori per lo più pakistani che sequestravano ragazzine bianche per fini che potete immaginare. Ecco, mentre Starmer faceva tutto questo, cioè agiva questa repressione in stile regime totalitario, dall'altra parte, per cercare di recuperare qualche voto, comunque tenere buona l'opinione pubblica, cercava di vendersi come paladino della lotta contro l'immigrazione irregolare. E allora che cosa ha fatto? Intanto ha annunciato un accordo con la Francia per chiudere le frontiere, cioè proteggere meglio l'Inghilterra dalle navi e dai barchini che arrivavano dalla Manica, un accordo con la Francia cosiddetto uno a uno, cioè per ogni migrante che arriva dalla Manica loro ne rimandano indietro uno, ogni migrante regolare ovviamente che ha diritto ad essere accolto, non i clandestini. Ogni migrante regolare che viene accolto nel Regno Unito poi corrisponde a un migrante che viene invece rimandato indietro, e già questo insomma è abbastanza inedito per un governo di sinistra. Ma poi ci sono state altre dichiarazioni. L'altro giorno il nuovo ministro, che è una donna ed è pure musulmana, che si occupa di queste faccende per il governo Starmer, ha dichiarato che non potranno venire in Inghilterra, non potranno entrare nel Regno Unito ed essere accolti coloro che vogliono fare delle richieste e pesano sul bilancio, cioè tu puoi entrare in Inghilterra se però non sei un costo. Ovviamente anche queste sono idee da definire, però il fatto che ogni giorno dal governo inglese, che si tratti di Starmer, che si tratti di qualche altro suo ministro, persino quelli che vengono presentati come molto di sinistra, appartenenti a minoranze culturali da proteggere, o minoranze religiose, insomma, quelli che in teoria fanno parte del mondo politicamente corretto. Ebbene, ogni giorno da questa gente arrivano frasi durissime contro l'immigrazione. Lo stesso Starmer rilancia l'idea quasi quotidianamente della chiusura delle frontiere, della lotta ai trafficanti. Addirittura si è inventato una cosa terribile, a mio avviso, che è la carta d'identità digitale per tutti. Tenete presente che nel Regno Unito manco hanno la carta d'identità come ce l'abbiamo noi, no? Quindi per loro è una batosta ancora peggiore, perché sono abituati ad avere una pressione minore da parte delle istituzioni. Però l'idea di Starmer è quella di andare a prendere i clandestini digitalizzando tutti i tesserini di riconoscimento, diciamo così. Perché serve questo? Perché dice con le carte di identità scritte, quelle insomma che si fanno negli uffici pubblici, quelle sono facili da falsificare, quindi bisogna che abbiamo un sistema digitale per fermare i clandestini. Ora, c'è questo doppiopesismo che si spiega, secondo me, in un solo modo, cioè con l'irruzione della realtà. Da un lato i regimi progressisti cercano sempre di modellare la realtà, cambiarla, riscriverla, adattarla all'idea artificiale che hanno in testa di questo bel mondo senza le frontiere, in cui tutte le minoranze si abbracciano e vivono in armonia. E per ottenere questo mondo ideale, questo paradiso in terra, non esitano a usare la forza, delle volte ci vanno giù anche piuttosto pesante, come abbiamo visto con la repressione, con gli arresti, con la censura, con insomma delle forme piuttosto
piuttosto violente, no, che in teoria cozzano con l'idea liberale. E poi dall'altra parte però quando la realtà arriva, quando l'immigrazione preme, quando i cittadini si lamentano, che cosa fanno? Beh, anche lì allora sono costretti a rinunciare ai loro grandi sogni di pace e amore e scelgono il pugno duro, almeno sulla carta, perché poi nella realtà vedremo. Però, insomma, la realtà si fa sentire, anche i sogni utopici meravigliosi devono cedere il passo.